Antonio Conte, tecnico della formazione partenopea, ha stupito tutti ritirando l'ex stella del Manchester City subito dopo l'espulsione di Di Lorenzo. Gianluigi Donnarumma ha esordito in Champions League con la maglia del Manchester City giovedì, distinguendosi già al 17° minuto con una parata eccezionale su un colpo di testa di Keuma. 2 minuti più tardi, il capitano del Napoli, Di Lorenzo, è stato espulso per un fallo su Erling Haaland, commesso da ultimo uomo in una chiara occasione da rete. Ma ciò che ha davvero sorpreso il pubblico è stata la decisione di Antonio Conte. Per inserire il terzino Olivera e sopperire così all'assenza di Di Lorenzo, ha scelto di togliere proprio Kevin De Bruyne. Una mossa inaspettata, considerando che il belga, ex bandiera del Manchester City, era considerato da molti uno dei protagonisti della serata. De Bruyne ha accettato la sostituzione con serenità, lasciando il campo tra gli applausi dei tifosi. Allo stadio Etihad, numerosi striscioni dei sostenitori del City rendevano omaggio al centrocampista, considerato uno degli artefici principali dei successi ottenuti dal club durante l'era Guardiola. Nonostante l'inferiorità numerica, il Napoli ha mostrato grande compattezza e determinazione, cercando di contenere la pressione del Manchester City. La squadra di Conte si è riorganizzata rapidamente, con una linea difensiva più bassa e un atteggiamento tattico prudente ma efficace. Olivera, entrato al posto di De Bruyne, si è subito distinto per la sua energia e per il contributo difensivo sulla fascia sinistra. Il Manchester City, approfittando dell'uomo in più, ha aumentato il possesso palla e intensificato gli attacchi, ma ha trovato in Donnarumma un vero muro. Il portiere italiano, alla sua prima apparizione europea con i Citizens, ha impressionato non solo per la parata iniziale su Keuma, ma anche per diverse altre uscite sicure e interventi tempestivi che hanno mantenuto la partita in equilibrio. Kevin De Bruyne, seduto in panchina dopo la sostituzione, ha continuato a incitare i suoi compagni, dimostrando professionalità e spirito di squadra. La sua uscita dal campo, avvenuta tra gli applausi scroscianti dei tifosi di casa, ha sottolineato ancora una volta l'enorme affetto che il pubblico dell'Etihad nutre per lui. Alcuni cori a lui dedicati sono risuonati per diversi minuti dopo il cambio. Nel frattempo, il Napoli ha cercato di colpire in contropiede, sfruttando la velocità di Kvaratskhelia e l'intelligenza tattica di Zielinski. In un paio di occasioni, gli azzurri hanno messo in difficoltà la retroguardia del City, sfiorando il gol con un tiro da fuori area che ha costretto Ederson a un intervento non banale. Conte, dalla panchina, ha gestito con lucidità ogni fase del match, dando indicazioni continue e motivando i suoi uomini. La sua scelta coraggiosa di sacrificare un giocatore offensivo come De Bruyne per rafforzare la difesa è stata letta da molti come una mossa tatticamente sensata, seppur impopolare. Il tecnico ha privilegiato l'equilibrio della squadra in una situazione delicata. Il secondo tempo ha visto un Manchester City sempre più arrembante, ma poco incisivo negli ultimi metri. La difesa napoletana, guidata da Ramani e supportata da un instancabile Anguissa in mediana, ha resistito con ordine, rendendo vani gli sforzi dei padroni di casa. La partita si è conclusa con un pareggio che, viste le circostanze, è stato accolto come una vittoria morale per gli uomini di Conte. Al triplice fischio, il pubblico ha tributato un lungo applauso a entrambe le squadre. Per il Napoli è stata la dimostrazione di avere carattere e organizzazione anche nei momenti più difficili. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.